Mandi e bentornati con la trasmissione per Furlan di Telemare. Voi avete una nuova ospite preseada con lei ai studi, che è Ernesta Sergiacomi. La signora Ernesta Sergiacomi che è consigliera supplente e operadora volontaria dell'associazione SOS Rosa Onlus. E la mia chiamata con lei, questa, io la ringrazio per essere venuta, vedo che sono le giornate attorno al voto di Mars, per fare le attività dell'associazione appunto SOS Telefono Rosa e anche per fare un momento, una fotografia della situazione con l'Italgorissan sulla situazione da femmina Sì. e quei problemi che sono diciamo, come al 2014. Allora, Smut Isana Suda, questa associazione che io rappresento. Questa associazione è nata mutuante il lavoro da Telefono Rosa di Gardiscia di Zuns, che ha lavorato già dal 1989 e dopo vari anni 70 e 80 che abbiamo lavorato insieme per il consultorio familiare, per la lotta contro l'aborto, per la lotta da libertà da femminis particolarmente, abbiamo pensato di costituire anche a Gorizia un centro che si occupasse di genere femminile e allora abbiamo fatto, dal 2002 abbiamo costituito, di cui io sono una socia fondatrice, abbiamo costituito SOS Rosa Onlus che si occupa di genere femminile. Abbiamo un centro che è situato a Gorizia. Prima lavoravo in una soffitta a Science, dopo abbiamo domandato al comune, ci ha dato un locale di 19 metri quadrati e abbiamo lavorato per il Science in questo posto. Dopo, ringraziando la provincia di Gorizia che ha voluto, dopo sua insistenza da questa richiesta, ci ha dato una sede onorabilissima con quattro stanze e dove si può lavorare e si può accogliere le femmine, se si può dire, scusami, ma furlan, non so cari tanto di poco che mi diciamo anche. No, la vostra sede è particolare perché oltre a una sede è un centro di Sì, antiviolenza, no? sì, le un centro antiviolenza, dove che vengono accolti le femmine che subiscono violenza di genere, cioè psicologica, fisica, sessuale, economica, stalking e dopo anche qualche modo di mobbing, ma lì è già un modo particolare che viene trattato da una specializzazione speciale, insomma, no? Di un'altra associazione. Insomma, a volte dentro si volontaris, Eh però sì, sono anche specialisti, sì, sì. sì, sono adulti operatrici volontari e dopo i ministri specialisti che sono dos psicoterapeuti, consulenti e una consulente legale per sé che le femmine hanno il diritto e un sapere se che devono fare con il marito, con i frus e sono frus e hanno tutti il diritto di sapere se che devono regolarsi e quindi questo consiglio viene dato gratuitamente per una o due volte, se tanto che la femmina si fa idea di come si può comportarsi, ma quando ha bisogno si è sempre lì pronti a sentire e a vedere se si può andare, no? Ma mi ha dominato per esempio la violenza economica, no? Se Ma si tratta, cioè. la violenza economica alle volte si tratta che l'uomo non dà alla femmina i soldi neanche per la questione familiare, per la conduzione familiare normale Mm. e dopo anche se la femmina non lavora questa condizione è peggiorata perché proprio dipende doma esclusivamente dal marito e qualche volta tanti mariti non indaggi solo per vivere, per fare la famiglia, insomma, per mangiare, per spese. E quindi questa è una violenza economica biela e buona, ad esempio, perché mette in condizione la femmina di dove sottostà come nei tempi passati. Ma tra i vostri centri qual è la forma di violenza che numericamente si La, presenta più di spesso? la forma di violenza che si presenta di più è la violenza psicologica, perché è una violenza anzi la più subdola che può essere, perché la femmina tante volte non si è quasi che subisce violenza. Per esempio, si verifica. Si verifica che il marito dice che non va a nulla, che non le nulla si fa, che è sempre così, che non è buona di fare nulla, che non sa educare i frusca, non sa seguire la casa, e, insomma in continuazione. Quindi la femmina sempre di manco la crota in se stessa, quindi si
va non ci vorrei curare qualche volta, no? E quindi questa è un'azione subita nei confronti della femmina, perché non arriva a spiegarsi se uno di fa nulla, se uno so, no? Se è una femmina debole, se è una femmina di carattere, sa come fa, no? Ma non si può dire che anche una femmina che ha studiato, che non subisce violenza psicologica. Qualche volta subisce violenza psicologica, diciamo, Yes. diciamo in maniera più forte. Ma una femmina prima di venire fuori, quando arriva al West Centri ha già fatto un salto, no, mentale, Sì. ha bisogno di qualche dono. Io, Ma dopo è una roba che questo salto di mentalità viene dopo Heinz o alla prima occasione. no, come dice che i femminis prima, quando le femmine venivano di noi, hanno fatto un atto di gran coraggio, perché là, in un paese che non conosce nessuno, a contagi le proprie faccende di violenza, in una roba, insomma, che poche femmine anche scoraggio, perciò sono femmine che anche dopo 30 anni di subenza di aver subito violenza vengono nei nostri centri, dopo 30 anni, e quando vengono di noi, sono come un flun che si scatena, perché appunto ha avuto il coraggio di venire anche perché, no? E dopo non è una roba facile, vieni una volta e dopo magari per un periodo non vieni più, perché non siamo pronti, dopo magari tanti anni non siamo maturati che dalla violenza si può tornare fuori, questo è il nostro modo soprattutto, no? E allora noi però, dopo quando torna, ha capito finalmente che non poteva aiutarla. Allora facciamo questi colloqui di accoglienza, ci domandiamo di sé che ha bisogno la femmina, no, non ci imponiamo noi alla femmina venga a contare, venga a dirci se che ci coventa, se che ci accorre, per trattarsi di noi, per la sua personalità, per essere di noi femmina, no? E quindi il percorso non è un percorso semplice e facile, no? Il percorso lungo e dopo se gli stabilisce che hanno la necessità di là a fare dei colloqui psicologici personali, allora noi abbiamo i nostri consulenti psicologici e facciamo appuntamenti e hanno diritto di avere una certa, per un team di colloqui personali e dopo vengono formate da un gruppo di AMA, di auto mutuo aiuto, che è un gruppo di femmine che si incontrano ogni oiba, che è del 2005, si incontrano ogni oiba e vanno con una psicologica e un'operatrice volontaria e allora lì si vede tra di loro sa che non sono soli, che sono altri femmine che hanno subito violenza e che quindi si possono aiutare vicendevolmente, aiutarsi a tornare fuori di questa situazione. E bisogna dire che sono arrivati anche a risultati molto tanto positivi. Ma questi le femminis che si rivolgono a altri, cioè, qual è magari l'età che sono piccoli piedi o è una roba che c'ha per tutte le età, dicono che sono molli È una roba che c'ha per tutte le età, sono vingut una sulla soglia che non aveva fatto c'è di sabotage, è proprio un caso di questi giornali, ma insomma siccome era che dopo fatti di sabotage, dopo un periodo che dopo un giornali e quindi che venuto a domandare e questo è un caso molto, un caso grave di una frutta musulmana, ecco, e quindi sono come che frutta che è stata, dice che è un caso come che è stata quella nel Triveneto, di che frutta che è stata addirittura coperta perché si chiamava un frutto italiano che ora vive all'occidentale, ecco, e quindi noi insomma, io il mio da di noi ho domandato aiuto e con moglie ho cominciato a fare un percorso con le istituzioni ovviamente, perché noi siamo in contatto col centro, con i consultori familiari, con la polizia, con gli assistenti sociali dal comune, con la provincia, con l'assistente sanitaria, no? Quindi abbiamo una rete ben formata sul territorio che funziona, bisogna dire augurista che funziona abbastanza bene, insomma, abbiamo sempre avuto aiuto da polizia, perché comunque un caso, di no, è che non sportino la femmina a denunciare se non vuole. Per oggi consiglio la denunciare perché se si denuncia, no?
E avere la protezione, è sicuro di avere la protezione della polizia, perché ogni momento gli viene segnalato, insomma, la polizia sa che è seguita dal centro e all'occorrenza si telefona ai carabinieri sulla polizia, al 113 o al 112, a santi di cui che si tratta, e allora poi in là in aiuto. Sono già succeduto che la polizia è intervenuta in momenti particolari. Ah, e il vostro disegno servizi come telefono rosa è attivo quanto? Quando si può telefonare? In questi servizi li attivi tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, di mattina, da 10 alle 13. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dopo di misdì, da 16:30 alle 19:30. Però all'occorrenza, se è necessario, se cosa una telefonata, si sempre pronti a lanciare fuori orari, disegni, no? Mettere anche il numero in Sì, impressione sì, perché sì. i nostri ascoltatori possono ciappare Il il nostro numero. numero è 0481 32 954. Magari torniamo a dire, no? Sì. Smot. 0481 32 954. E poi abbiamo anche la mail, no? Perché tanti femminis hanno anche via mail al van sul nostro sito che è www.sosrosa.it, vanno e chatte la nostra mail e nos domandi l'aiuto per via mail. Allora noi rispondiamo, ci telefoniamo, se gli lascio il numero di telefono, ci diamo un appuntamento perché dopo venire in sede si può avere il rapporto, ecco. Umano, sì. E disegno, vedo che lei ha una certa esperienza in questo tema di AIDS. Si è cambiato algo mettendo dagli anni 70 Sì, di sì, li cambiate tanto, perché con la nostra... Il mio in piedi. Disegno rispetto Se magari... me in piedi, perché si più i casi, cosa mediata, ta cronaca, salti in fuori, no? Che una volta non saltavi in fuori, invece come si sa, ma vieni in fuori, come se non nati lei, che le donne, i femmine, si prendi coscienza sulla tanta nostra informazione che facciamo nella rete in tante manifestazioni, sono i femmine che non seguono, che sentono cose che avvengono. E no, che quindi vengono informati, allora ben più femmine che vengono al centro, no? Che una volta ne veniva, ma chi sta dove la punta di che le sotto, no? Sì. Di che succede, perché non si sa se che succede. Noi abbiamo anche un libro sulla violenza domestica, che comunque viene setta, ce lo dicono, se lo domandi, no? Che sono le indicazioni, se si può conoscere, se che si tratta, cui si può domandarci aiuto. Lì sono tutti i numeri dei centri, che sono viaggi in regione, perché abbiamo 5 centri. Dopo ci sono anche dei punti di ascolto, per esempio il comune di Ruti dà un punto d'ascolto, insomma, sono vari punti d'ascolto, ma come centri antiviolenza veri e propri sono sì sul territorio, ad esempio, così, no? Come formazione. Se vediamo di numeri, di tros caso, altre sarebbe state da ora in Tungan, Ma troppo presenti, dal 2013 abbiamo avuto, abbiamo avuto 104 casi che si sono rivolti di no. E quindi tutti ci domandi se sono donne femmine straniere. No, non sono stranieri, la maggior parte sono italiani. E bisogna dire che la violenza non è una violenza che doma la classe bassa a subire violenza, è trasversale la violenza, tutte le classi sociali hanno anche purtroppo rapporto con la violenza, no? Però non vinco così, ma siccome si in contatto con 12 centri della regione, a Trieste per esempio hanno avuto 300 tanti casi l'altro anno, di femmine, però bisogna dire che Trieste è anche un centro interpares che si occupa dei violenti. Dei violenti, però su 300 tanti femmine che si sono presentati al GOP a Trieste, all'Interpare si sono presentati dopo 4 anni a domandare aiuto per via di molto, perché la situazione è questa, no? Perché dici no, ma la colpa è della donna, non è colpa mia, no? Ecco, e quindi ma è bene che vieni fuori questa roba, perché anche l'on si fa coscienza e si può dire, perché non sempre l'on è il violento, qualche volta è anche la femmina, no? Non si può dire, bisogna, per me,
Ecco, io la penso così, ecco. Perché bisogna considerare tutti i doli pass. Sì, Fevelanda Jones, dicono anche Kist, magari una categoria di Jones che si presenta più di speste Kist Cas, magari una certa età o una certa condizione economica o sociale o di No, studi differenti. no, ma no, perché che di noi vengono femmine di vari ceti sociali, no? Che No, sono, dicevi da Jones, dico. sì, sì, ma Ah, però quindi io che sono con loro più o meno hai appartengono capito. alla stessa categoria e quindi non si può dire che un non che fa l'operaio è più violento, un non che fa l'avvocato. Mhm. Ecco, non si può dire che sta, perché è proprio trasversale la violenza, non si può classificarla doma di una banda. E un'altra disegno, roba importante di dire è che Walter Svesanza un centro dove potesse ospitare le femmine che si Sì, domandano abbiamo assistenza. una casa di residenza temporanea perché femmine che hanno bisogno di essere allontanate dalla violenza che in tanti casi andano a frus, no? Allora in questo caso non si occupano dei frus, ma non si occupano dei frus in particolare perché per i frus è un'altra assistenza dal centro del consultorio familiare che si occupa particolarmente per i minori, no? Il tribunale dei minori, tutta la polizia, tutta una categoria, Differente. però non vengono a stare con la Mari, però vengono seguiti la Mari che di no, e che loro vengono seguiti dagli assistenti sociali e dal coso che fa parte di questa categoria di assistenza ai minori. Ehm, Sì, tornante a Jones, disegni. Loro sono mai stati casi di Jones che vengono a difendersi, disegni che vengono dichiarati da femmina o Sì, proprio casi sì, altri sì, magari. sì, sì, sono capitati, non si sa se mo che sono capitati perché di femminis, che non si una che era in residenza temporanea, no? Non si sa se mo che sa che questa femmina veniva a dire no, e le capitate, insomma, vengono a dire che racconta la femmina non le noi a ver, che è tutta una bausia, che sono loro maltrattati, ma però queste robe qua devono là il consultori che accetta tutti i dos li pass, Mhm. cercherà e vi diciamo che è la situazione, ecco. Noi non mandiamo al consultorio quando sono casi del genere, no? Anzi, a consigliare quando non ci dicono che devi venire domani di oggi, dicono che lei è il consultorio familiare, là che poi di là ci doi per vi se poi capire la situazione, il perché che si è venuta a creare questa situazione. Perché noi li femmine non ci dicono dove separarsi, no, ci dicono no, che poi c'è un modo per venire fuori da violenza. Se dopo loro decidono che è il caso, che devono separarsi perché non possono più vivere, perché se i maltrattamenti sono Messo fuori, tanti, assolutamente. e allora che è una questione, allora no, possono accompagnarli in questo percorso, no? Perché la nostra avvocata può darci anche assistenza, no? Ma allora devi l'avvocata non va più al centro per loro, ma sono come avvocata personale, no? Hai capito? Quindi sì, se andiamo però un altro avvocato, non può indagare la nostra avvocata, non c'è per consulenza. Hai capito? E Fevelin invece da volontari, che Jode, insomma, che sono Sì. altri alla fine. Se magari se qualcuno è interessato a dare una mano, si può fare da uscite. Abbiamo i corsi di formazione, abbiamo sempre lo stesso numero di telefono, lo facciamo quasi 2 anni su una formazione e abbiamo fatto quest'anno a dicembre e abbiamo già acquisito, quest'anno abbiamo acquisito 4 volontari che vengono al centro e abbiamo potuto così ampliare l'orario di apertura anche dopo di mezzodì, una giornata in più di mattina perché il lavoro all'età, perché se si preparano i progetti, se si fanno gli ascolti, se si fa, perché facciamo anche il corso di italiano per gli stranieri, no? Che di noi, Mhm. quindi abbiamo una di sostanza di dati a cui che venga di noi, no? E manca il corso di Furlan. C'è cose di là magari, ma che sono nella maggior parte non splasares, no? Però che magari devo farlo io un'altra volta. No, però non splasares, ma bene, perché ma sono bravi, perché sono veramente bravi, anche questi stranieri, perché sanno già due lingue, quasi Sì, tutti sì. sanno già l'inglese.
Altre attività, a parte questa di formazione per i vostri Ecco, volontari, allora, le dediche fate veramente tante attività, cioè, a parte questo periodo, queste sì, giornate a Torotor dal Vot di Mars, ma sì, sì. tutta l'anno. Ecco, sì, tutta l'anno faccio tantissime attività. Proprio di massa mi fatta, abbiamo continuato femminile e plurale, che mi è scommessata per il 25 di novembre. E per il voto, e siete il voto, abbiamo finito di fare questo percorso. Dopo abbiamo avuto. E se di se si trattava? Si trattava di violenza, questa volta da politica e da cosa. L'altra volta mi cercherà dal femminile, e la violenza. Questa volta mi sono fatte Insomma, le buone pratiche del lavoro. boh, sono incontri, Sì, insomma, sì, incontri. sono incontri che si fanno, ecco, incontri, poi le hanno un momento di allegria, no? Sì, l'antindevant in cui questi appuntamenti l'anno passato sul finire anche un bel rapporto con una famosa attora, no? Sì, Gurizzana Anita Kravos, e avete fatto questi incontri uscire dalla violenza si può. sì. Anita Kravos è un'onesta sostenitrice, ogni volta che viene bisogna, viene a aiutarci a fare la presenza verso il pubblico. Avevi scelto io i lettori di fare e domandate se ce l'abbiamo bene e lei mi ha detto che è stata una grande soddisfazione, che è stata una scelta bellissima, che si è perfino commossa. Quindi è stato un incontro anche di Di sensibilizzazione. sensibilizzazione e abbiamo parlato in questo caso, la prima volta che abbiamo parlato, una femmina che da violenza gli uccide e a parla sua testimonianza. E dopo l'antindevant, come per 2019, è fatto due incontri dal nuovo centro commerciale di Villesse, Sì, no? Il Tiare, sì, che si chiamava I Frutti di Pace. sì, perché insieme con una cooperativa che si è formata in Bosnia, le femmine hanno fatto questa cooperativa per arrivare a sopravvivere all'indigenza di quel momento e hanno coltivato questi frutti di bosco, hanno fatto marmellate e succhi di frutta e la coop li ha aiutati senza fare cosa, li ha aiutati a commercializzare questi prodotti perché senza commercializzazione non si arrivavano via da sacchetta. Dopo in Devant aveva fatto un altro incontro, Martars e di Savò di Mars, e a Cividad, che il Colcà. Attività, sì, e abbiamo fatto, è stato un bellissimo incontro di Dosoris Plenis Plenis, era una psicologa, due scrittori, una psicologa, una sociologa e un'operatrice volontaria. Ecco, invece dopo, come che è un incontro che le queste giornate, insomma, fuori dal silenzio, e sarà da scuole slovene in via Puccini a Gurissa, che è Sì. questo invece è una rappresentazione teatrale. Una rappresentazione teatrale che parla di uno stupro ed è fatta da Elisa Minon, è una cosa molto forte, è una roba tanto forte che abbiamo dovuto fare la formazione prima da scuole perché no, ecco, perché arrivano a capire che è, Ma ecco. lei ha un incontro pasquali, insomma. Se le un quinti per scuole per dulce, piarta Viarta dulce, dolce, ma... versa dulce, me lo facendo di mattina per scuole, perché se facendo dopo di mestiere le scuole sono bene. Beh, sì. Invece più in avanti, io ho il 26 di marzo, sempre a Gurissa, tassata dal Consiglio provinciale, Sì, tassata della provincia, e eh, questo incontro, la violenza sulle donne e sui minori. sì. Mm. Una guida per chi lavora sul campo, quindi per tutti i centri di antiviolenza, ma anche per tutte le donne, tutti gli uomini, e io, se tutte le femmine, scusami, e io, se tutte le femmine che devono sapere che siamo che si può e siamo che si deve fare, per non avere più che i casi che vengono anzi ultimamente in continuazione, anzi 3 al dì. Tre casi in day? Dio. Femminicidio, Ah, ben. ultimamente. Sì, io Eh, sto, io sto. Dopo, quel primo di aprile, invece attacca un corso di difesa personale, sì. insomma, fase senza E vi, risposta alla violenza. sì, 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 io vinco a passi a Cormons e come torno a Paio a Gurissa che la provincia non ci ha dato un aiuto, anzi per palestra, dove la fa, dove la... Per vescolaio, insomma. Sì, sì, E dopo, più in avanti, sarà la quinta edizione da Il Giardino degli Incontri, che sì. è invece una schiera di incontri e presentazioni in tutta la Di provincia. sì, in tutta la provincia, tra i miei giardini e tra i palazzi della provincia di Gurissa, come che mandati una mail a voi a una giornalista che nos pensi che nos mandi la Nives Meroi come testimone alla Gurissa che lei gli incontri di fin
rappresentazione, quindi. Insomma, E sin a Gurissa, sin a Mafalcon, sin a Roncis, sin a Gardiscia di Zuns, a Grau e a Cormons. appunto, sempre incontri di Alveart, no? Sì, sempre in ta plassi, in ta, Ecco, in te palassi, di palassi, perché se plov, si bisogna fa dentro. beat per lanciare. Beh no, Ecco. allora io la ringrazio per essere venuta a Satano, magari se la sanno una riflessione, anzi per sera questi incontri, ma ovviamente in vedere tutte le femmine che sono in ascolta a farsi in davanti, non avevo paura che alle qualche don sempre pronto, insomma, per fortuna, Sì. a Pariodalis. Sì. Noi adesso anche che quando le femmine vanno pure da questi centri, quando sono state per l'ascolto, vanno pure sapendo che quando possono tornare, che di noi quando cauli, siamo cauli. E per finire, direi così, di arrivare a educarsi alle responsabilità e al rispetto di un con che l'altro, si arriverà a avere relazioni senza violenza, a sarà un risultato fattibile col suas di tutti. Ecco. Us ringrazio.